Si è svolto presso l'auditorium del Consorzio Universitario di Agrigento la rappresentazione teatrale Dante in Sicilia con Sebastiano Lo Monaco nei panni del sommo poeta Salvatore Nocera Bracco e Felice Cavallaro, un viaggio nell'isola che il padre della lingua italiana che ha tanto descritto senza esserci, con un gioco di immaginazione dopo 700 anni, una sorta di intervista impossibile, scritta e messa in scena da Felice Cavallaro che fa da guida insieme al menestrello Salvatore Nocera Bracco. Noi obbediamo ad un mandato statutario ben preciso, che è quello di trasferire sapere e contribuire quanto più è possibile non solo alla crescita culturale, ma anche sociale ed economica dell'intera provincia. L'iniziativa di oggi rientra proprio in questo impegno che noi abbiamo ufficialmente assunto con il territorio e oggi in maniera particolare ci rivolgiamo ai dirigenti scolastici per dare loro la possibilità di avere un approccio diverso per quanto riguarda l'insegnamento della Divina Commedia, che notoriamente molto spesso non è ben visto dagli studenti. Con questa pièce teatrale di Felice Cavallaro, con la interpretazione straordinaria di Sebastiano Lo Monaco e con l'intrattenimento musicale di Salvatore Nocera Bracco, noi abbiamo la possibilità non solo di riscoprire aspetti altamente formativi, non solo sul piano allegorico della Divina Commedia, non solo di riavvicinarci al sommo poeta, ma diamo la possibilità, lo ripeto, di offrire una strada nuova, un percorso nuovo e possibilmente più accattivante a tanti giovani che possibilmente oggi non hanno tutte le buone intenzioni per affrontare lo studio della Divina Commedia. Non è soltanto un discorso che si chiude oggi. Noi vogliamo continuare questo impegno anche e principalmente con i dirigenti scolastici, perché sono i nostri interlocutori diretti. Loro rappresentano un vivaio particolarmente importante per il nostro consorzio universitario, che è in una fase di crescita riscontrabile non solo con l'aumento dei corsi di laurea che vengono proposti, ma anche con una serie di iniziative di formazione continua che abbiamo già avviato e che ci auguriamo di poter sviluppare nel corso dei mesi prossimi. Dante Alighieri non venne mai in Sicilia, eppure ha scritto un'infinità di roba su questa terra che lui chiamava la Bella Trinacria o l'isola del fuoco, Scilla e Cariddi, i templi dell'antica classicità, Taormina e Monte Pellegrino, le beltà paesaggistiche e poi i poeti del dolce stil nuovo, Ciullo d'Alcamo, Jacopo da Lentini, cioè la base di quel vulgare siciliano che è l'ossatura della lingua italiana. Ecco, noi abbiamo proposto un viaggio di Dante in Sicilia. Sì, non è mai venuto, ma noi con un po' di immaginazione lo facciamo arrivare 700 anni dopo, a confronto con una Sicilia che è ricca di contraddizioni, oltre che di beltà, e quindi scatta un'ironia che può aiutare anche i ragazzi ad avvicinarsi alla Divina Commedia, a Dante, per capire che in fondo non si tratta di mattoni che si è costretti a studiare, ma che possono essere usati come lenti di ingrandimento per scoprire il mondo di oggi. Per raccontare la Sicilia con gli occhi di Dante, dell'immaginazione, della fantasia di Dante, però traslati dall'immaginazione e dalla fantasia di Felice Cavallaro, che ha inventato questa visita di Dante in Sicilia. Dopo la Valle dei Templi, oggi tappa al Consorzio Universitario. Oggi tappa al Consorzio Universitario una piccola fuga da Palermo, dove sto interpretando l'Erico IV di Pirandello, che è stato provato per un mese al Teatro Pirandello di Agrigento e che dovrebbe arrivare alla fine di questo mese proprio ad Agrigento.